voglio presentarvi la sindrome di Rett. È una grave patologia progressiva dello sviluppo neurologico che colpisce quasi esclusivamente le bambine, con un'incidenza di circa un caso su 10.000, il che la colloca al secondo posto quale causa di ritardo mentale tra le donne. Fu riconosciuta da Andreas Rett, medico austriaco, dopo l'osservazione casuale di 2 piccole pazienti in attesa del suo studio che presentavano gli stessi movimenti stereotipati delle mani. Era il 1966, ma poi individuò altri casi. La malattia si manifesta generalmente entro il secondo anno di vita, dopo un periodo apparentemente normale che può variare dai 6 ai 18 mesi, dopodiché le bimbe presentano un arresto dello sviluppo e una progressiva regressione delle abilità acquisite, gattonare o deambulare, parlare, per involversi in movimenti stereotipati che costituiscono la caratteristica di questa importante sindrome. Non tutte le bambine dagli occhi belli, così sono chiamate, però, presentano lo stesso decorso, con gli stessi sintomi e la stessa gravità, ma tutte hanno un comune denominatore, gli occhi, che a volte restano l'unica loro forma di espressione. Vogliamo sensibilizzare il pubblico e far capire che cos'è la sindrome di Rett. Cos'è Rett? Allora, la sindrome di Rett è una malattia genetica che colpisce prevalentemente le bambine e per questo le bambine praticamente nascono, hanno alla nascita un primo sviluppo apparentemente normale e poi dopo c'è questa regressione la cosa più invalidante è l'uso funzionale proprio delle mani e le bambine imparano poi col tempo a comunicare con gli occhi e per questo sono anche chiamate le bambine dagli occhi belli. Sono veramente belli questi occhi che rendono veramente speciali il loro sguardo. Allora, oggi siamo qui per un motivo molto importante, beneficenza nei confronti di IRET, ma soprattutto sensibilizzazione. Questa deve essere una parola che deve essere all'ordine del giorno un po' per tutti, capire che queste bimbe non sono bimbe diverse dagli altri, sono soltanto più speciali, è vero? Anche perché se le si approccia, anche non conoscendole, ci si trova di fronte ad un mondo veramente fantastico, come anch'io ho potuto provare con Azzurra, ma oggi ho conosciuto anche Alice, quindi anche una nuova amica. Sono magiche, io le definisco magiche perché riuscire a comunicare così ingabbiate nel loro corpo, riuscire comunque a comunicare e a far provare quello che fanno loro è magia. Se non è magia questa? Abbiamo sempre bisogno di tutti per riuscire a creare cose belle e appunto, come dicevi tu prima, sensibilizzare, perché più persone conoscono questa sindrome, più persone conoscono la nostra associazione, a cui tengo a dire che è fatta solo ed esclusivamente di genitori, per cui tutti i componenti del consiglio direttivo e tutti gli associati sono genitori di bimbe con la sindrome di Rett. È una malattia che colpisce soprattutto le bimbe, ma che purtroppo colpisce anche qualche bimbo e la cosa brutta è che l'aspettativa di vita per i maschietti è molto molto bassa, per cui purtroppo muoiono presto. Bimbe che imparano a vivere dentro questo corpo che purtroppo le ingabbiano in una certa maniera, però bimbe dagli occhi belli, dette così proprio perché si esprimono con lo sguardo. Sì, loro attraverso i loro occhi riescono a dire tutto quello che hanno dentro e a esprimere le loro emozioni e soprattutto i loro bisogni. E attraverso proprio le loro emozioni noi come genitori e anche le persone che vogliono bene a loro si emozionano tantissimo, perché hanno occhi proprio emozionanti, particolari. Cosa riescono a fare queste bimbe e quanto bisogna spendere del tempo della giornata per loro? Perché sono veramente dispendiose a livello di energia, siete delle super mamme voi. Io credo che siamo mamme normali, nel senso che di fronte a un figlio, il figlio è il dono, no? In generale, per cui lo sono anche loro. E l'impegno è un impegno costante di una mamma con il proprio figlio.
e le soddisfazioni che loro ci danno di amore incondizionato, di amore al di là di tutto, ripagano di ogni sacrificio, per cui non ti dico che è una fatica oppure che sì, tanto impegno, ma tanto amore, tanta soddisfazione. Posso chiederti quanti anni ha Alice? Alice a settembre, il 29 settembre, compie 9 anni. La nostra Alice. Invece torniamo da Silvia, invece la nostra amica Asu quanti anni compie e quando? Azzurra compirà 17 anni l'8 febbraio prossimo. Sei veramente grande tu, Azzurra. Teenager. Assolutamente ha tutte le caratteristiche di una teenager. Sì, Un po' capricciosetta la nostra Azzurra, si sceglie anche le rotelle della propria sedia a rotelle. Ma sceglie anche lo smalto che si vuole dare, il colore dello smalto, sceglie che colore di capelli avere, quindi se schiarirli, se colorarli, sceglie i vestiti, sceglie cosa mangiare. È importante che possano scegliere. Si deve lavorare tanto, gli strumenti ci sono e quindi ci impegniamo affinché possano essere più protagoniste della loro vita possibile, insomma. Che cosa serve ai genitori, che cosa serve ad Airet, perché fate questo tipo di manifestazioni? Domanda scontata ma non troppo, oggi ne abbiamo avuto una piccola... Airet ha veramente tantissimi progetti in corso e tratta dalla riabilitazione siamo seguite benissimo dal punto di vista comunicativo, quindi tutte le bambine hanno un sistema di comunicazione che imparano ad utilizzare. Come fate a capirvi tu e Azzurra? Mamma figlia, ma con l'altro io la capisco e poi non la vedo così spesso. Mamma figlia dipende proprio come mi butta lo sguardo, io già so tutto, però imparano a comunicare prima di tutto con le fotografie, e quindi fotografie delle persone, dei luoghi, poi si passa anche alle paroline scritte, ai numeri, insomma è un lavoro, detto così sembra semplice, ma ci vogliono anni per imparare questa metodologia, però insomma poi i risultati sono veramente soddisfacenti. Quando hai imparato della malattia di Azzurra tu, Silvia? Io me ne sono accorta intorno ai 12 mesi perché Azzurra faticava a camminare e una regressione proprio di quello che sono delle conquiste che fanno in 12 mesi. Esatto, aveva imparato a salutare con la manina, aveva imparato, beveva da sola col bicchiere e poi piano piano c'è un periodo di regressione, la vedi un po' più persa nei suoi pensieri, la vedi meno partecipe e poi piano piano perde le facoltà che aveva acquisito, quindi l'uso delle mani, non riesce più ad afferrare, non riesce più a bere e insomma e là ti crolla un po' il mondo addosso perché tu non capisci cosa sta succedendo. Poi però c'è un momento diciamo veramente difficile, poi quando si riesce a trovare la strada giusta c'è poi una ripresa che è un po' in salita, però insomma comunque è una ripresa, quindi si lavora. Da Alice già dalla nascita, devo dire la verità, qualche dubbio mi è venuto subito. E infatti lei non ha mai gattonato, non riusciva a tirarsi su, non si girava da un lato o dall'altro, però nel momento in cui io la mettevo seduta lei giocava, sfogliava i libri, giocava con gli oggetti, salutava, diceva le sue paroline. In realtà c'è stato a un certo punto verso i 13 mesi così, lei si è completamente bloccata davanti ai giochi, non ce l'aveva davanti e non faceva più nulla. Abbiamo iniziato con le indagini e per fortuna presto, perché abbiamo avuto la diagnosi di sindrome di Rett intorno ai 16 mesi, siamo riuscite subito a metterla in un circuito di fisioterapia, di comunicazione aumentativa, diciamo in una struttura controllata dall'A alla Z, per cui Alice quotidianamente, io devo dire, piano piano ha acquisito delle abilità che in realtà prima non aveva. Siamo andati un po' e quindi adesso
sostenuta, lei comunque riesce a stare in piedi, qualche passetto lo fa nonostante non l'avesse mai fatto. È piccoli miracoli quotidiani che noi ci auguriamo aumentino ogni giorno. Allora, abbiamo conosciuto meglio queste splendide ragazze, ci sono dei progetti a cui tenete particolarmente, ci sono delle campagne di cui insomma essere attenti, soprattutto campagne che poi ogni anno vengono ripetuti. C'è un progetto molto importante che è quello di un luogo altamente tecnologico, di un ambiente altamente tecnologico in cui le bambine, c'è quest'idea di fornire questo ambiente di comunicatori e di altri strumenti che possano permettere alle bimbe sia la comunicazione sia il capire le emozioni e i bisogni. Ma la cosa innovativa è proprio quella di riuscire a farlo in tutta Italia con le bimbe che rimangono a casa, per cui una comunicazione da casa a base. Chiaramente è un progetto molto ambizioso. Una delle cose fondamentali che sostiene AIRET è il 5 per 1000 e anche la campagna solidale che abbiamo fatto con Amadeus, quindi con gli SMS. Quando partiamo con la campagna, mi raccomando, tutti lì col telefonino a mandare messaggi, perché questa è fondamentale per noi. Silvia, campagne invece che ogni anno possono sensibilizzare il pubblico e soprattutto in cui vi si possa dare una mano? Sì, noi facciamo per Pasqua le uova pasquali assolutamente distribuite In tutta Italia? Sì, assolutamente. Poi abbiamo un sacco di gadget anche per Natale, le bomboniere solidali, insomma ogni periodo ha il suo gadget e la sua campagna, assolutamente. Basta solamente guardare sul sito di AIRET e si può trovare qualsiasi cosa. Non è retorica dire che gli occhi sono lo specchio dell'anima. Anche se fisicamente sono gravemente compromesse, i loro occhi ci dicono che dentro quel corpo loro ci sono e hanno voglia di volare via per essere libere e vivere la vita. Per molti anni la malattia è stata classificata come neurodegenerativa, ma nel 2007 il genetista britannico Adrian Bird ha dimostrato che essa è reversibile. I neuroni non muoiono come si pensava, ma soffrono di problemi di comunicazione a livello delle sinapsi. Per questo è importante anche il tuo aiuto assieme al nostro impegno per la creazione di centri di riferimento ospedalieri nelle regioni che ne sono sprovviste, assistenza materiale e morale ai soggetti portatori di sindrome di Rett e alle loro famiglie, formazione di terapisti e professionisti, individuazione di terapie specifiche, promozione dell'interesse per la sindrome di Rett e malattie similari, organizzazione di eventi per la raccolta fondi. Per il tuo Natale, dunque, scegli AIRET. Scegli il tuo regalo e dona una scintilla di speranza alle bambine dagli occhi belli. AIRET, Associazione Italiana Rett.